Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Buongiorno, a voi la linea. Grazie alla nostra regia. Siete collegati sulle frequenze di Radio Libertà, era il 1972, questo era Vaca Yavaka dall'album Vaca Yavaka di Frank Zappa, che ci dà sempre il benvenuto qua su Radio Libertà con Chilometro Zoom, e naturalmente era la parte, diciamo, orchestrale del nostro Frank, la parte da big band. Dall'altra parte dell'etere, sempre collegato con noi, c'è lui o non è lui? Certo che lui, Antonino Danna, l'impareggiabile, che non c'è. C'è il rullo di tamburi, non c'è Antonino Danna. Come mai non c'è Antonino Danna? Regia? Cerco di capirlo subito. Bellissimo questo fuori onda, cari amici radioascoltatori. Avevo preparato con tanto pathos questa entrata. Naturalmente io sono Lorenzo Viviani. Siete collegati con il Chilometro Zoom. Fra parentesi, oggi puntata succulenta perché, come sapete, ne abbiamo già parlato, no? Abbiamo avuto ospiti autorevoli direttamente da Bruxelles che ci hanno parlato un po' di quello che bolle in pentola della Commissione Agricoltura, nella PAC, quello che si fa ad esempio nei riguardi della politica agricola comunitaria, che ricordiamo che è un bilancio che almeno all'epoca, quando era iniziato, cubava dal 30% del bilancio europeo, quindi parliamo di miliardi di euro. Vi abbiamo parlato dei problemi che c'erano in questo bilancio, il fatto che si voleva cambiare la metodologia, si voleva anche cambiare diciamo, come veniva ragionato, ma anche naturalmente veniva diminuito questo bilancio. E lì già avevamo sentito degli scricchiolamenti, no? Delle cose che non andavano più fra Ursula e la sua maggioranza in queste scelte. Adesso la cosa si fa più succulenta ancora, perché proprio ieri, insomma, è successo un episodio, diciamo, abbastanza importante, ne avremo parlato anche in radio oggi, sicuramente nella rassegna stampa, perché c'è stato un voto che, diciamo, ha messo un po' a capo tecnico tutto quello che è la narrazione sulla sostenibilità in Europa. E per parlare di questo abbiamo un ospite autorevole, che ringrazio perché è sempre a disposizione di Radio Libertà, ed è l'amico, il grande amico Marco Campomenosi, che naturalmente sapete il suo lavoro da Bruxelles, sia da europarlamentare sia da funzionario, è sempre preziosissimo, ma è preziosissimo perché ci porta tantissime novità proprio qui su Radio Libertà. Ciao Marco! Ciao Lorenzo, ciao a tutti. E allora Marco, cosa è successo ieri? Raccontaci, perché almeno insomma te l'avrai vissuta in prima persona, no? Questo tema della sostenibilità che vacilla, la politica green che vacilla, insomma cade uno dei paradigmi del primo mandato di Ursula von der Leyen. Sì e no. Nel senso che ieri Intanto, scusate, per i nostri radioascoltatori, Antonino Danna è vivo e vegeto, pensavamo, eravamo molto Sì, preoccupati. ce l'ho fatta. Ok, ti avevo fatto un'entrata
con una prima e una seconda tirata veramente al massimo te la sei persa, quindi... Lo so, poi me la risento sul canale della radio, sul canale Facebook o quello YouTube. Scusate tutti, ma ahimè la tecnologia mi ha beffato in extremis. Ti ha beffato. Fammi un riassunto delle puntate precedenti. Intanto voglio salutare Marco Campomenosi. Ciao Marco, grazie del tuo tempo come sempre. Ci mancherebbe, grazie a voi. Vai Marco, continua pure, vai. No, dicevo che è bello che sia passata l'informazione del voto positivo che c'è stato ieri sul cosiddetto omnibus, questo provvedimento che corregge alcune delle cose molto sbagliate che erano state previste nella scorsa legislatura sulla due diligence, sulla sostenibilità delle aziende. Sono state alzate le soglie per cui tutte le piccole e medie imprese sono escluse, quindi comunque un miglioramento positivo che è avvenuto solo grazie al nostro lavoro, perché il PPE, se vi ricordate quando sono intervenuto l'altra volta, ne avevamo forse fatto un veloce riferimento, aveva scelto inizialmente di votare con la sinistra. Qualche settimana fa queste proposte con la sinistra che non cambiavano nulla rispetto a quelle norme molto impattanti sul futuro delle imprese e che fra l'altro persino gli americani avevano criticato dicendo ma se volete commerciare con noi togliete quella roba lì o fate in modo che non valga per le aziende americane. Dicevo, quelle norme modificate fra PP e sinistra non erano state approvate, adesso un testo un po' più accettabile con un impatto molto molto inferiore è stato approvato ed è stato un segnale importante. Devo dire che è avvenuto anche grazie ad alcuni voti segreti che abbiamo chiesto noi e i conservatori, perché sapevamo che su alcune proposte molti di alcuni gruppi, persino dei socialisti o anche di Renew, il gruppo di Macron, se non facevano vedere che votavano insieme a noi, sarebbero passati dalla nostra parte, e ciò è avvenuto. Qual è stata la reazione? Poco dopo alcuni gruppi politici, cioè il PPA, i socialisti, i Verdi e i liberali di Macron, vabbè, i liberali mi fa ridere, non sono per niente liberali, hanno protestato dicendo ma ste regole sul voto segreto bisognerà cambiarle, un po' come quando Lorenzo Viviani giocava a calcio insieme ai suoi amici, perdeva e portava via il pallone. Cambiamo le regole in corso d'opera. Esattamente. Scusami, non so se ci rendiamo conto. Assolutamente, Prego. È gravissimo. Ti blocco un attimo per farti una domanda, Marco, perché io ho sempre questa, tanto abbiamo qualche minuto in più oggi e ti ringrazio sempre per la disponibilità, ma ti faccio una domanda e poi ti faccio continuare, perché poi sembra sempre, a me dà molto fastidio, sai, i miei studi, insomma, da biologo, conosco te che sei una persona che ha comunque una sensibilità per la natura, per l'ambiente, ma perché si deve sempre dividere? Sembra che da una parte ci siano quelli di destra che vanno per i motori e poi di là invece ci siano quelli che fanno di un'ideologia terrificante per il green, ma non basterebbe un po' il buon senso, cioè applicare regole? E a me piace quando sento parlare te, rispetto anche diciamo ai politici italiani, lo dico chiaramente, perché sei una persona pragmatica che vede il bene e il male, ma cerca di non prendere una posizione ideologica né da una parte né dall'altra, perché non è che uno si deve innamorare di una tecnologia o di un'altra, però vedi quello che può essere un danno per le aziende, quello che si può fare in maniera pragmatica, cerchi di andare avanti. Ma perché invece si divide sempre in fazioni anche in cose tecniche come dovrebbero essere queste cose? Ma perché certe persone che negli anni magari 70 e successivamente hanno introdotto una sensibilità sui temi ambientali, sull'inquinamento, sulla tutela del mondo che abbiamo, in cui viviamo, a un certo punto, influenzata da non si sa bene chi, ha scelto di concentrarsi su un tema che è quello delle emissioni della CO2. E avete magari letto tutti gli articoli, le interviste di anche fondatori di importanti realtà dell'ambientalismo che hanno abbandonato quel mondo dicendo quelli sono pazzi, sono fanatici, e quindi si sono addentrati, e la Commissione europea ha una colpa gravissima, ma ovviamente nella scorsa legislatura aveva ottenuto il via libera anche da parte di molti governi europei. La Commissione europea si è avventurata
in un processo burocratico e legislativo che di fatto rischia di accelerare una deindustrializzazione e una crisi economica che già nel nostro continente era molto forte. Quindi nessuno si occupa più di tanto della qualità del nostro mare, delle nostre acque, dell'ambiente. Noi come Lega abbiamo votato a favore di alcuni provvedimenti e continueremo a farlo perché vediamo che magari servono veramente a ricreare delle condizioni ideali. Oppure io stesso sono stato lo scorso anno 2 volte, prima in Algeria, poi in Tunisia, ti avevamo invitato anche a te come presidente di un parco importantissimo, spero potrai venire in futuro, perché bisogna dialogare con certi paesi della sponda sud del Mediterraneo, perché se noi abbiamo certe regole per non inquinare il mare e per dire ai pescatori mi raccomando fate così e non fate cos'ha, poi non ha senso che i paesi extraeuropei che sono sullo stesso nostro mare non seguono quelle regole, quindi anche lì l'atteggiamento è stupido. Ecco, quindi tutto ciò premesso per dire che secondo me Bruxelles ha perso la bussola, non può rinnegare tutto quello di sbagliato che ha fatto, e allora lo fa un po' a piccoli passettini. Ovviamente noi ogni tanto tiriamo il PPE per la giacchetta e lo tiriamo a votare insieme a noi, ma certe persone nel Parlamento europeo e in Commissione europea fanno un po' finta che i provvedimenti del Green Deal della scorsa legislatura non li abbia votati nessuno, non si sa chi li ha approvati, perché oggi in tantissimi li criticano, comprese tante persone che quella roba l'avevano votata. Questo è un po' il sunto della situazione attuale. Antonino. Ecco, sì. No, il punto è molto semplice qui. Mi pare che ci siano un bel po' di convertiti. Sembra quasi che questi provvedimenti si siano votati da soli. Detto ciò, però, quello che io mi chiedo davanti a un voltafaccia di questo genere, quanti altri rischi ancora ci sono però sulla strada? Quante altre bombe a tempo nel sistema ci sono che dovranno essere sminate? Perché mi pare evidente che questa Europa comunque continua a blaterare di green, di verde e di tutto il resto. Guarda, ieri accanto a questa notizia positiva, quindi quelle regole così impattanti sulle imprese che sono state modificate grazie a noi, i conservatori, i sovranisti e il PPE, purtroppo nella stessa sessione di voto è stata approvata anche la Climate Law, cioè una modifica alla Climate Law che venne votata, la legge sul clima, a inizio della scorsa legislatura. Era un po' l'avvio del percorso che Greta Thunberg aveva dettato a tutta questa gente, e purtroppo questo testo non è per niente bello. È quello che in Consiglio vide il parere positivo del ministro Pichetto Fratin, con nostro grande sgomento, perché invece altri paesi come per esempio la Slovacchia e l'Ungheria avevano votato contro, persino il Belgio si era astenuto. Ecco, la Climate Law è stata approvata. Devo dire che all'inizio, quanto votato da Pichetto in Consiglio, era stato difeso persino da Fratelli d'Italia, era stato detto che la Presidente Meloni aveva dato l'indicazione a Pichetto. E invece poi ieri Fratelli d'Italia e Forza Italia, addirittura Forza Italia, cioè il partito di Pichetto, hanno votato insieme a noi contro, ma non è bastato. Perché non è bastato? Perché lì invece la stragrande maggioranza del PPE ha votato insieme alle sinistre per confermare questa promessa di taglio delle emissioni del 90% da qui a pochi anni, che serve solo per andare alla COP30, la COP che si apre in questi giorni, si è aperta in questi giorni in Brasile, e dire guardate, il nostro impegno sull'ambiente prosegue. Ha fatto bene Trump a dire che gli Stati Uniti alla COP non partecipano più. Allora, ti devo dire una confidenza, Marco, te dall'altra parte dell'etere hai un personaggio, Antonino, che lui è uno strenuo sostenitore del motore endotermico, ma non endotermico di quello che puoi avere te. Lui proprio dell'euro sotto zero, no? Dell'euro sotto zero, perché gli piacciono proprio, se io lo dico sempre, un uomo analitico. Però ecco, c'è a parte analogico, no analitico. Analitico, vabbè, analogico, scusa. Analitico. Anche un po' analitico. Anche un po' anarchico, non lo so, che altro vuoi?
No, anarchico no, che è meglio di no. Però detto questo, però ci deve Poi essere Trump si incazza. ci deve essere una via di mezzo. Secondo te potrà nascere, a parte poi c'è tutte le tematiche anche italiane, qualche settimana fa abbiamo parlato delle problematiche della pesca, quindi capire anche come riuscire a modificare dei regolamenti che sono in atto a livello europeo. Ma secondo te può nascere, c'è un momento in cui anche il centrodestra, o comunque sia, può arrivare una forma di ambientalismo, se vogliamo chiamare, o di sensibilità verso l'ambiente più pragmatica, ponderata, sana, senza ideologia, che sarebbe un po' la soluzione di tutto. Cioè non mettere l'ambiente in mezzo alle questioni politiche. Deve essere un percorso comune da abbracciare tutti come esseri umani per cercare di rimanere su questo mondo, ma farlo in maniera pragmatica. Ci sarà, secondo te, perché a me sembra, ritorno sempre su questo argomento, che ci si voglia dividere i compiti come a scuola. C'è chi impersonifica quello che deve salvare l'ambiente a tutti i costi, poi voglio vedere come si comportano nel suo quotidiano per farlo, e poi c'è il mondo, quindi servirebbe realmente qualcuno o qualcosa, o qualche, cioè prendere questo tipo di sensibilità. Io te lo faccio come domanda perché te hai tutti i vari, non è una visione italiana, è una visione anche europea dove magari può nascere, e magari è già nata una sensibilità di questo tipo. E io me lo auguro almeno. Sì, servono due mondi che devono assolutamente dare una mano in questo senso ed essere più oggettivi, e uno ha già cominciato a farlo, l'altro un po' meno, che sono la finanza e i media. La finanza perché? Perché quando c'era veramente questa moda e questa ossessione sul tema delle emissioni, hanno cercato in varie maniere di coinvolgere il mondo finanziario, che ha buttato un sacco di quattrini sul sistema ETS, su tutto il sistema della certificazione. C'è tutto un mondo che ha cercato di lavorare e inserirsi in queste realtà, quando poi invece la sostenibilità economica di questi strumenti ha cominciato a vacillare, quando ci si è accorti che le conseguenze sul mondo produttivo erano talmente forti che si rischiava veramente una deindustrializzazione forte. Quando dall'America sono arrivati certi segnali, i grandi fondi di investimento americani soprattutto, ma non solo, hanno cominciato a ritirarsi. Quindi già quello dà un sentore di cambiamento, mentre a volte partiti e opinioni si muovono più lentamente. E poi il mondo dei media, che troppo genericamente affronta delle questioni non ascoltando tutte le campane. Quante volte abbiamo sentito dire che l'elettrificazione era assolutamente ineluttabile, quando invece non solo non si considerava l'impatto della batteria dall'estrazione dei minerali al suo smaltimento, ma anche non si consideravano tanti altri aspetti, i costi, eccetera, eccetera. Quindi questa è stata anche una responsabilità. I media, che purtroppo, ovviamente non tutti, ovviamente non Radio Libertà, ovviamente non qualche quotidiano che ha affrontato dei temi con serietà, i media hanno la responsabilità a volte di essere superficiali, e quindi la politica dovrebbe sforzarsi un po' di più, e noi l'abbiamo fatto fin dall'inizio, ma magari la nostra voce all'inizio era minoritaria. Oggi insieme a noi tante persone dicono che quei provvedimenti erano sbagliati. Ora l'idea secondo me è che, se per caso riuscissimo davvero a tornare a un momento un po' più razionale, però questo non significa che i movimenti, i partiti di centrodestra o sovranisti o quello che è, non debbano pensare a qual è l'impronta che lasciamo su questo pianeta, perché altri partiti come Rassemblement National, per esempio, ha una componente che è molto attenta ai temi ambientali, non solo sul benessere animale, ma anche su tantissimi altri aspetti. E la Lega forse su questo ha una storia meno importante, e quindi secondo me, perché no, potrebbe essere uno sviluppo futuro giusto. Io ti ringrazio, Marco, so che sei ultra impegnato, quindi non ti voglio, insomma, se non hai niente da aggiungere, Antonino, te lo so che parleresti... aggiungo io una cosa, okay, poi ascolto le conclusioni di Antonino. Vi ho detto una cosa bella, quindi
omnibus. Dacci le brutte che è stata notizie, approvata. dacci le brutte No, notizie. poi una brutta che la Climate Law che è passata, ma serviva a questi qua per andare alla COP a dire che sono dei fenomeni. Terza notizia invece positiva, sì, qualcuno l'ha detto, la Lega un po' l'ha comunicato, ma grazie a Giorgetti, i ministri dell'economia degli Stati membri dell'Unione hanno detto no alla cosiddetta tassazione energetica, altra follia totale. Fra l'altro sarebbe servita anche a finanziare il bilancio dell'Unione Europea, cioè imporre criteri di un certo tipo, un po' come l'ETS2 che però purtroppo a livello normativo è passato, siccome per fortuna sono gli Stati membri a dover decidere se a livello europeo si possono introdurre delle tasse, questa cosa è stata bocciata già a livello di Consiglio e insomma anche questa è una cosa positiva. Ecco, parlare di tasse mi sembrerebbe una follia. Adesso il tempo ci corre dietro, sicuramente ti disturberemo. Ora, non ti dico la prossima settimana perché mi mandi a quel paese, ma prossimamente perché vorrei che spiegassi, anche se andiamo al di fuori del tema agricolo, quindi insomma, però magari nella seconda parte della puntata, quindi dopo le 18, che è un po' più libera, ti chiederemo di parlare del tema dell'ETS, perché guarda, è veramente molto interessante, secondo me i nostri radioascoltatori non l'hanno approfondito abbastanza, questa tassa che praticamente ricade direttamente sui porti italiani, no? Sulla scelta anche del porto, no? Perché si vanno a favorire porti extraeuropei. Ve l'ho anticipata così, il nostro Marco già mi sgriderebbe e mi darebbe un basso, come l'ho riassunta così male, da un bassissimo voto, però sarebbe un tema da approfondire, anche perché lì parliamo di politica internazionale, parliamo di scelta di scali e di politica economica della UE che è sempre, per certi versi, votata al suicidio o con altre intenzioni. Questo poi ce lo racconterai te. Grazie a Marco Compomenosi. Assolutamente, parleremo di questo, parleremo anche di Mercosur. Oggi abbiamo depositato un ricorso alla Corte di Giustizia, insomma. Allora sul Mercosur che riguarda l'agricoltura siete dei nostri, quindi se non la prossima, quella dopo. Grazie a Marco Compomenosi. Grazie veramente, voi. Marco. Ciao. Grazie Marco. E allora Antonino, ti sento silente. Cosa è No, successo? io ascoltavo semplicemente l'incipit con il problema tecnico mi aveva ti è destabilizzato, ti è rimasto un po' destabilizzato. È come quando non ti è entrata la marcia, hai fatto grattare la marcia. Insomma, sì, esatto. Mi sei impuntato il cambio, ma con i rinvii lunghi purtroppo Ma succede. dove sei impuntato il cambio? Ci vogliamo sapere tutti, dove sei impuntato? Sei impuntato sostanzialmente fra la terza e la quarta. Ok, bene. Meglio lì che in un altro posto. Detto questo, sono 17:58 minuti. Cosa vi racconti? Che abbiamo ancora qualche secondo prima di mandare la pubblicità? E che cosa ti racconto? Ti racconto che sono curioso di sapere che fine hanno fatto i produttori di pere della Romagna, perché stasera sono stato, anzi prima della trasmissione, sono andato a comprarmi le pere nel supermercato qui vicino casa e confesso di averle comprate. Sì. No! Di aver comprato delle decana del comizio. Stacco, via. Olandesi. Natalia, stacca tutto. Ciao, Natalia, io non ci sono più, è finita qua la puntata. Ma come? Tu, figlio mio. Mia figlia si è incazzata a morte. Brava. Sì. Non lo fate, come la pubblicità sul pacchetto di sigarette. Quello che hanno fatto Antonino non lo dovete fare, nuoce gravemente alla salute. Con questo sono le 17:59 minuti, ti ho sgridato davanti a tutta Italia perché non lo devi fare più. Comunque, non ci rimanere male, Anto, mi raccomando. No, figurati. Bene, con le pere olandesi di Antonino ci sentiamo dopo liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti e quindi a tra poco. Ciao a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Avete ascoltato Chilometro Zero.